Amo ricordare le parole di mio padre quando diceva che la lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale e morale che abitui tutti a sentire il profumo della libertà, quel profumo della libertà che si oppone fermamente al puzzo del compromesso morale, della contiguità e della complicità. Io credo che la ricerca della verità sul barbaro eccidio di via D'Amelio ad oggi sia stata disattesa, perché quello che assume tutti i caratteri per come sono andate appunto le vicende processuali di uno dei più grandi depistaggi del secolo, diciamo che ha compromesso gravemente in questi 25 anni la possibilità di arrivare ad una verità. Perché questo? Perché mai come oggi la ricerca della verità su questo barbaro eccidio è strettamente connessa alla ricerca delle ragioni della disonestà di chi questa verità doveva accertarla. È un processo che si è stato caratterizzato da evidenti e gravissime anomalie che hanno caratterizzato sia la fase investigativa sia la fase proprio di conduzione dei processi. Parlo in particolar modo del Borsellino 1 e del Borsellino bis, processi che si sono celebrati tra il 94 e il 97, quindi in anni cruciali, diciamo, per il raggiungimento di quelle valide, comunque di validi risultati investigativi. Un processo, il Borsellino Quater, che si conclude nell'aprile scorso, anche se ancora le motivazioni non sono state depositate, un processo del quale sin dall'inizio non si è voluto parlare, perché le verità che man mano emergevano sembravano essere troppo inquietanti. Un processo che ha visto tra le tante tappe la celebrazione di un processo di revisione, ovvero di annullamento di 9 condanne all'ergastolo di persone che comunque hanno scontato 17 anni ingiusti di ingiusta detenzione per aver dato credito a false piste investigative, per aver dato credito a falsi pentiti costruiti a tavolino tra lusinghe e torture. Un processo che ha un dispositivo, una sentenza, quella del Borsellino Quater, che ha già dei caratteri molto pesanti, perché anche se le motivazioni devono essere ancora depositate, addirittura questa sentenza annulla, prescrive, cioè dichiara non procedibile il reato di calunnia nei confronti del falso pentito Scarantino, perché dice appunto che lo stesso è stato determinato al reato da coloro che lo gestivano. Coloro che lo gestivano, per i non addetti, diciamo, ai lavori, erano i poliziotti in primis che conducevano le indagini, ma anche i magistrati che hanno il compito di coordinarne e controllarne l'operato. Noi ci auguriamo che queste motivazioni chiariscano in maniera definitiva ruoli e responsabilità di ciascuno, perché è lecito, diciamo, pensare ad una
responsabilità su più livelli. Sicuramente dopo le stragi del 92 si è innescato quel processo di rivoluzione culturale e morale, soprattutto nelle giovani generazioni, che mio padre ha sempre sostenuto essere l'unico mezzo di contrasto al diffondersi della cultura mafiosa. È ovvio che molte cose voi sapete benissimo che vengono fatte sull'onda emotiva delle stragi, delle ferite che sono state inferte a questo, diciamo, alla società, a ognuno di noi. Per questo è importante che il discorso non si esaurisca lì, ma che diciamo continui in un atteggiamento che non abbassi assolutamente la guardia su determinate tematiche. Io credo che dare l'esempio e mettere in pratica con azioni concrete quelli che sono gli ideali per i quali poi mio padre ha dato la vita, credo che sia la cosa migliore che si possa fare per dare concretezza a delle parole, cioè legalità, buona amministrazione, non contiguità, non complicità. Ecco, con azioni concrete, perché non dimentichiamo, e questa è una frase che io ripeto sempre, politica e mafia agiscono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Oltre 2 mesi di mostra a Palazzo Ferrofini su Falcone Borsellino, migliaia di persone che hanno potuto vedere la vicenda di questi 2 magistrati, esempio della lotta alla criminalità mafiosa. Le parole incisive della figlia di Borsellino, che ha fatto emergere depistaggi, insabbiamenti nei primi 2 processi che riguardavano le stragi. Questo che abbiamo fatto noi è una testimonianza, è un modo anche di trasmettere e tramandare quello che è la lotta alla mafia, ma soprattutto io mi auguro sia un modo per mettere in moto degli anticorpi rispetto appunto alle infiltrazioni della criminalità mafiosa che avvengono anche in Veneto purtroppo. Quindi non possiamo abbassare la guardia, far finta di non vedere, pensare che queste cose non ci tocchino. Se vediamo qualcosa che non va, è compito di ogni cittadino, ma soprattutto di chi è dentro le istituzioni, far emergere le cose che non possono attecchire in Veneto, perché se ci giriamo dall'altra parte non possiamo che creare un danno gravissimo all'economia e alla società veneta. A 6 anni dall'approvazione della legge 48 abbiamo voluto oggi questo momento di alto profilo istituzionale per rilanciare gli obiettivi, gli impegni, le finalità di quella legge in un territorio come il Veneto, che purtroppo anche oggi viene considerato distante dai fenomeni mafiosi. Invece i segnali preoccupanti ci sono tutti e l'osservatorio che oggi ufficialmente è stato presentato al Consiglio regionale avrà questo compito di aiutare il Consiglio e la Giunta a far sì che tutte le azioni di attività istituzionale e di attività amministrativa dove anche il fenomeno mafioso si può insinuare vengano costantemente monitorate. Pensiamo agli appalti, pensiamo ai servizi, pensiamo alla tutela delle attività produttive dei distretti del Veneto, pensiamo al settore dei trasporti e dei rifiuti che oggi stanno dando segnali molto preoccupanti. Inoltre è un rilancio per promuovere quotidianamente la cultura della legalità presso le giovani generazioni, presso le istituzioni, gli enti locali, le forze di polizia locale e le forze di polizia in genere, che hanno un compito importante e sinergico in questi obiettivi che insieme vogliamo darci. Qui nel Veneto abbiamo un'infiltrazione, questo termine già ci dice un'attività subdola di intervento, non abbiamo una criminalità che uccide e quindi non abbiamo una criminalità che fa paura fisicamente. Qui l'intervento della criminalità organizzata è soprattutto un'attività di inserimento nella realtà economica della regione.
La criminalità organizzata in genere, che noi chiamiamo mafiosa, ma il concetto deve essere un po' più ampio, necessita di risposte che non possono essere uniformi e quindi senz'altro ci deve essere una sensibilizzazione alla popolazione che non è abituata a questi fenomeni, perché qui la realtà sociale e anche istituzionale è assolutamente sana. Ma proprio perché l'infiltrazione può essere subdola, la popolazione deve essere quindi da un lato un'attività di conoscenza, di studio, dall'altra strumenti per poter intervenire in maniera seria, efficace e immediata per evitare che questa regione, che ha una storia di impegno, di partecipazione alla vita pubblica, di intervento economico e di lavoro, venga attaccata da forme di criminalità che non le appartengono.